Bentornati sul canale dalla Fara e da Fuz in questo secondo episodio di un tentativo di ricostruzione di una spada longobarda. Bentornati, dicevo, questa intro è un po' un incubo, è la quarta volta che la registro, ci sono stati problemi al microfono, problemi al video, problemi con la luce, speriamo che sia quella buona. Dunque, questa intro viene in realtà registrata al termine di quello che poi voi vedrete, perché in quella registrata ieri appunto c'erano stati dei problemi e l'ho scoperto solo stamattina in fase di montaggio. Di conseguenza io oggi so già come è andato il pomeriggio e posso dirvi che sono andato un po' avanti con la sagomatura della spada. Per chi non avesse visto lo scorso video, che vi lascio qui e in descrizione, cioè quello in cui raddrizzavo la balestra dei camion e la tagliavo, una piccola spiegazione. Le spade longobarde, quasi sicuramente nella loro totalità, ma a livello degli studi attuali nel 90% dei casi, avevano un cuore in pseudodamasco, cioè in acciai diversi saldati per martellatura e ritorti. Io non sono in grado di produrre questa tecnica, così come nessun altro membro dell'associazione. Abbiamo una spada che è stata realizzata in questa tecnica, ma che ha incontrato diversi problemi nella sua realizzazione da Matteo Ercole, un fabbro vicentino, e la teniamo proprio come un non finito a scopo didattico. Il problema è che molti corredi dei maschi della Fara richiederebbero la presenza di una spada, perché le tombe originali la presentano. Le spade tradizionalmente in commercio per i rievocatori dell'Alto Medioevo tendono a essere sagomate in maniera assolutamente lontana dagli originali, più incline a tutelare la salute di quanti simulino i combattimenti. Di conseguenza sono un po' più corte, più sottili, più rastremate, con la punta arrotondata. Ma la Fara non combatte da anni. Abbiamo scelto di dedicarci all'archeologia sperimentale e alla didattica, anche attraverso il mezzo della ricostruzione. Di conseguenza sicuramente non combattiamo. Non ci servono quindi spade ready combat e anche quelle che già abbiamo, seppur rimanicate per assomigliare il più possibile alle spade originali dei reperti, non ci soddisfano. Ho deciso quindi di procedere con questo tentativo, cioè ricostruire con tecniche artigianali a battitura una spada, però in monoacciaio perché non sono in grado di utilizzare la tecnica dell'epoca. Di conseguenza avremo questa spada che potrà avere finalmente la silhouette corretta della tomba 18 di Santo Stefano in Pertica a Cividale e nel momento della spiegazione delle caratteristiche della spada la affiancheremo al non finito di Matteo Ercole con lo pseudodamasco. Bene, avendo appunto già portato a termine il pomeriggio di lavoro di ieri, posso dirvi che il risultato non è male, è un non finito, ovviamente va battuta, va allargata, mancano ancora circa 5 mm nella parte più grossa da allargare, va reso più regolare lo spessore, in questo modo si annulleranno anche le varie storture, il codolo va completamente realizzato e solo abbozzato in questa fase, ma se consideriamo che il punto di partenza era la balestra spessa quasi 2 cm, non siamo male. Io oggi pomeriggio procederò con altri lavori, appunto questi che vi accennavo di livellatura, di miglioramento, e vi lascio invece col lavoro di ieri pomeriggio. Ieri sono state circa 9 ore di forgiatura, e tra l'altro con un'incudine nuova e con del carbone minerale che non ho mai usato, perché negli scorsi giorni abbiamo avuto ospite Augusto Boerbrandt, un talentuoso fabbro cividalese che attualmente vive in Turingia dopo aver studiato arti fabbrili in Svezia, e che però, essendo l'epitome del lavoratore friulano, pur tornando a casa per le vacanze, si era portato del lavoro. E quindi gli abbiamo lasciato la nostra fucina a disposizione perché potesse andare avanti con i suoi lavori, e lui in cambio ci ha lasciato incomodato d'uso la sua incudine friulana, che qui non veniva utilizzata, e poi diversi sacchi del carbone che lui usa in laboratorio. Bene. Buona visione, vi avviso che è un video un po' ASMR perché terminato questo mio sproloquio c'è solo un gran martellare e ci vediamo alla prossima, Mandi! Aggiungo ancora una cosa, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, come sempre i nostri Patreon e i nostri abbonati vedono questi video in anteprima e nel caso specifico di questo progetto con grandissima anteprima perché abbiamo deciso di far uscire per il pubblico una puntata quando quella successiva diventa disponibile per i Patreon.